buongiorno al Festival della Piccola e Media Editoria. Siamo a Susegana in compagnia di Nicoletta Costa, illustratrice e scrittrice. Buongiorno Nicoletta, e subito la prima domanda: come è nata la sua passione per il disegno? È nata quando ero molto piccola, però ci è passato un po' di tempo prima che io mi rendessi conto che questa passione avrebbe potuto trasformarsi in un lavoro, perché prima ho fatto l'architettura, sono diventato architetto e poi pensavo che disegnare era così divertente, quindi non poteva diventare un lavoro. Poi finalmente mi sono resa conto che poteva essere un lavoro e quindi da quando avevo circa 25 anni, forse un po' di più, 27-28, ho cominciato a fare soltanto libri per bambini. Soltanto libri per bambini, e ha dato vita a questa meravigliosa serie di personaggi, tra cui un coniglio. E proprio oggi, in compagnia dei bambini, lei insegnerà appunto come approcciarsi al disegno e insegnerà, immagino, anche l'importanza del tratto semplice e del colore. Sì, l'importanza del rapporto del pensiero prima del disegno, cioè prima di disegnare bisogna pensare, bisogna guardare il foglio, bisogna capire come verrà occupato quel foglio dal nostro tratto. Di solito i bambini sono abituati a partire da un angolo, a riempire di colore degli spazi, ad andare a stare dentro al segno, ma non a gestire il tratto, perché hanno delle matite che possono essere cancellate. Invece con il pennarello il bambino diventa più coraggioso e diventa più intraprendente. Poi se lo vede far da me impara immediatamente, è come buttarsi da una discesa con gli sci. Ecco, e rispetto a qualche anno fa, quando i nativi digitali non erano ancora così pratici, ecco, cosa è cambiato nel rapporto tra bambini e disegno? Io non vedo, nessun problema col fatto del digitalizzarsi, cioè i bambini sono comunque entusiasti di disegnare. Penso che per loro saper disegnare, riuscire a fare un disegno sia più emozionante di guardare qualcosa nel tablet, secondo me, assolutamente. Grazie a Nicoletta Costa, e non ci resta che attendere questa meravigliosa opportunità per i bambini di Susegana. Grazie.